Buongiorno amici del canale del Marietto Veneziano e ben ritornati in queste micro pillole che il vostro Marietto periodicamente mette sul tubo. Bene, oggi vediamo un po' la protezione dell'uovo dorato. A cosa serve questa protezione? Serve praticamente a schermarci da influssi negativi, energie negative e tutto quello che vive nell'astrale, parassiti astrali, larve astrali, geni, insomma un po' di tutto. È un guscio praticamente invisibile che però fa il suo lavoro, ma però questo uovo dorato, questo guscio dorato, noi praticamente lo faremo ma potenziato e come vedete qui davanti abbiamo un circuito radionico molto famoso che viene chiamato la croce atlantidea o croce cosmica. È una delle croci più potenti che possa esistere. Detto questo, vi voglio dire che anche la nostra Hildegard ha fatto un bellissimo video parlando proprio dell'ovetto dorato e qui sotto in descrizione metterò il link per poterlo andare a vedere. Bene, vediamo un po' di cosa si tratta. Oggi noi faremo questo, parleremo, insegneremo questo ovetto dorato però potenziato con la croce cosmica e della croce cosmica faremo anche un video più avanti per descrivere anche da come e dove l'ho conosciuta. Bene, vediamo un po' come iniziare con questo ovetto dorato, come poterlo costruire intorno a noi per darci questa protezione giornaliera. Allora, e naturalmente voglio dire anche ovetto dorato ma potenziato con la croce cosmica. Bene. Allora iniziamo a costruirlo per darci questa protezione. Di solito si fa questa protezione alla mattina presto, quando ci si alza, così da essere protetti tutto il giorno. La prima cosa che noi dobbiamo praticamente capire è che l'ideale sarebbe mettersi in una posizione di tranquillità, praticamente o seduti o meglio sdraiati, ma non chiaramente in una posizione di sonno. Dobbiamo essere vigili e portare la mente a raffreddarla, avere una quiete mentale. Respiriamo, facciamo 3 bei respiri. Dopodiché, quando abbiamo fatto questi bei 3 respiri profondi, incominciamo a avere la mente tranquilla. Pensiamo qualcosa tipo l'Om, no? Facciamo dei bei pensieri di Om, magari mettiamo anche una musica con l'Om e incominciamo a visualizzare il nostro corpo. Intorno al nostro corpo vediamo defluire intorno a noi tutto un guscio luminoso che ci avvolge tutto, dal capo ai piedi, tutto intorno, praticamente un bozzolo di luce colorata bianca, forte, resistente. Questa luce all'interno di noi è bella liscia e all'esterno è zigrinata, forte e robusta, così che niente può entrare a farci del male. Noi visualizziamo bene questo ovetto, molto forte, molto potente, a circa 50 cm tutto intorno al nostro corpo, e questa zigrinatura impedirà a qualsiasi larva, energia, pensiero negativo o invidia o gelosia, qualsiasi cosa di astrale ed eterico di attaccarci. Noi dobbiamo fare anche in modo che la nostra energia, però, dobbiamo pensare in modo che la nostra energia benefica possa sempre uscire verso l'esterno, così che non facciamo l'effetto pentola a pressione. Quando abbiamo raggiunto questo pensiero e visualizziamo bene noi stessi intorno a questo bozzolo, respiriamo profondamente e poi in questo momento entra in scena il nostro circuito radionico croce cosmica. Pensate in modo profondo al vostro guscio di luce colorata che vi avvolge, voi siete dentro questo guscio, vi sentite protetti e ora incominciate a visualizzare la nostra croce cosmica. La visualizzate a circa 1,5 metri da voi, guardatela bene e incominciate a vedere che questa croce cosmica
adagio adagio lascia un flusso di energia a 1,5 metri da noi e entra nel nostro sterno. La lasciate entrare nel guscio e questo flusso di energia che esce dalla croce cosmica entra nel vostro sterno e si irradia completamente nel vostro corpo. E adagio adagio questa croce cosmica avvolge tutto il vostro corpo dentro l'ovetto dorato. Fate questo pensiero, tenete sempre il respiro calmo, continuate a immaginare questa cosa. Quando vedete l'ovetto luminoso che vi protegge tutto intorno e la croce cosmica che adagio si dissolve da fuori e segue la scia luminosa dentro il vostro sterno e vi riempie tutto, a questo punto voi avrete potenziato il vostro ovetto blu, ovetto dorato. In ogni tradizione eterica viene nominato in vari modi. Ecco, oggi abbiamo visto, cari amici, come poter usare l'ovetto blu o l'ovetto dorato. Detto questo, vi ricordo che potete sempre iscriversi al gruppo di Facebook o al canale di Hildegard e il canale di Marietto Veneziano. Vi aspetto per una prossima pillola e vi saluto. Ciao!